Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi continuiamo la lettura del libro Cuore. Vi ricordate? Piccolo Enrico che scrive il suo diario del suo anno scolastico. Questo episodio si intitola Lo spazzacamino. Ieri sera andai alla sezione femminile, accanto alla nostra. 700 ragazze ci sono. Quando arrivai, cominciavano a uscire, tutte allegre per le vacanze di Ognissanti e dei morti. Ed ecco una bella cosa che vidi. Di fronte alla porta della scuola, dall'altra parte della via, stava con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il braccio uno spazzacamino, molto piccolo, tutto nero in viso, col suo sacco e il suo rascatoio, e piangeva dirottamente, singhiozzando. 2 o 3 ragazze della seconda gli s'avvicinarono e gli dissero: «Che hai che piangi in questa maniera?» Ma egli non rispose e continuava a piangere. «Ma di, che cos'hai? Perché piangi?» gli ripeterono le ragazze. E allora egli levò il viso dal braccio, un viso da bambino, e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare dove si era guadagnato 30 soldi e li aveva persi. Gli erano scappati per la sdrucitura d'una tasca e faceva vedere la sdrucitura e non osava più tornare a casa senza i soldi. «Il padrone mi bastona», disse singhiozzando, e abbandonò ancora il capo sul braccio come un disperato. Le bambine stettero a guardarle, tutte serie. Intanto s'erano avvicinate altre ragazze, grandi e piccole, povere e signorine, con le loro cartelle sotto il braccio, e una grande, che aveva una penna azzurra sul cappello, cavò di tasca 2 soldi e disse: «Io non ho che 2 soldi, facciamo la colletta». «Anch'io ho 2 soldi», disse un'altra vestita di rosso. «Ne troveremo ben 30 fra tutte». E allora cominciarono a chiamarsi: «Amalia, Luigia, Annina, un soldo, chi ha dei soldi? Qua i soldi». Parecchie avevano dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono. Alcune più piccole diedero dei centesimi. Quella della penna azzurra raccoglieva tutto e contava ad alta voce: 8, 10, 15, ma ci voleva altro. Allora comparve una più grande di tutte, che pareva quasi una maestrina, e diede mezza lira, e tutte a farle festa. Mancavano ancora 5 soldi. «Ora vengono quelle della quarta che ne hanno», disse una. Quelle della quarta vennero e i soldi fioccarono. Tutte s'affollavano. Ed era bello a vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestite di tanti colori e tutto quel rigirio di penne, di nastrini, di riccioli. I 30 soldi c'erano già e ne venivano ancora, e le più piccine, che non avevano denaro, si facevano largo tra le grandi porgendo i loro mazzetti di fiori, tanto per dare qualcosa. Tutt'a un tratto arrivò la portinaia gridando: «La signora direttrice!» Le ragazze scapparono da tutte le parti come uno stormo di passeri. E allora si vide il piccolo spazzacamino, solo in mezzo alla via, che s'asciugava gli occhi, tutto contento, con le mani piene di denari, e aveva nella bottonatura della giacchetta, nelle tasche, nel cappello, tanti mazzetti di fiori, e c'erano anche dei fiori per terra ai suoi piedi. Adesso leggo un altro episodio che si intitola Il mio amico Garrone. Non furono che 2 giorni di vacanza e mi parve di stare tanto tempo senza rivedere Garrone. Quanto più lo conosco, tanto più gli voglio bene. E così come tutti gli altri, poiché ai prepotenti che con lui non se la dicono, perché egli non lascia far prepotenze.
Ogni volta che uno grande alza la mano su uno piccolo, il piccolo grida «Garrone!» e il grande non picchia più. Suo padre è macchinista della strada ferrata. Egli cominciò tardi le scuole perché fu malato 2 anni. È il più alto e il più forte della classe. Alza un banco con una mano, mangia sempre, è buono. Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, carta, temperino, impresta o dà tutto. E non parla e non ride in scuola. Se ne sta sempre immobile nel banco, troppo stretto per lui, con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle. E quando lo guardo mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi come per dirmi «Ebbene Enrico, siamo amici, vero?» Mi fa ridere, grande e grosso com'è, che ha la giacchetta, calzoni, maniche, tutto troppo stretto e troppo corto, un cappello che non gli sta in capo, il capo rapato, le scarpe grosse e una cravatta sempre attorcigliata come una corda. Caro Garrone, basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto. Tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco. Sa bene l'aritmetica. Porta i libri a Castellina, legati con una cinghia di cuoio rosso. Ha un coltello col manico di madreperla, che trovò l'anno passato in piazza d'Armi, e un giorno si tagliò un dito fino all'osso. Ma nessuno in scuola se ne avvide e a casa non fiatò per non spaventare i parenti. Qualunque cosa si lascia dire per Celia e mai non se ne ha per male, ma guai se gli dicono non è vero. Quando afferma una cosa, getta fuoco dagli occhi allora e martella a pugni da spaccare il banco. Sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevano preso il suo e non poteva comprare il quaderno. Ora sono 3 giorni che sta lavorando attorno a una lettera di 8 pagine con ornati a penna nei margini per l'onomastico di sua mamma, che spesso viene a prenderlo, ed è alta e grossa come lui e simpatica. Il maestro lo guarda sempre e ogni volta che gli passa accanto gli batte la mano sul collo come un buon torello tranquillo. Io gli voglio bene. Son contento quando stringo nella mia mano la sua grossa, che par la mano d'un uomo. Sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno, che si farebbe anche ammazzare per difenderlo. Si vede così chiaro nei suoi occhi, e benché paia sempre che brontoli con quel vocione, è una voce che viene da un cuore gentile, si sente. Vi leggo un altro episodio che si intitola Il carbonaio e il Signore. Non l'avrebbe mai detta Garrone, sicuramente, quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Betty. Carlo Nobis è superbo, perché suo padre è un gran signore. Un signore alto, con tutta la barba nera, molto serio, che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betty, uno dei più piccoli, figliuolo d'un carbonaio, e non sapendo più che rispondergli, perché aveva torto, gli disse forte: «Tuo padre è uno straccione». Betty arrossì fino ai capelli e non disse nulla, ma gli vennero le lacrime agli occhi e, tornato a casa, ripeté la parola a suo padre. Ed ecco che il carbonaio, un piccolo uomo tutto nero che compare alla lezione del dopo pranzo col ragazzo per la mano a fare le lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano, il padre di Nobis, che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio, udendo pronunciare il suo nome, entrò
e domandò spiegazione. «È questo operaio», rispose il maestro, «che è venuto a lagnarsi perché il suo figliolo Carlo disse al suo ragazzo: tuo padre è uno straccione». Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì leggermente. Poi domandò al figliuolo: «Hai detto quella parola?» Il figliuolo, ritto in mezzo alla scuola, col capo basso, davanti al piccolo Betty, non rispose. Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betty, che quasi si toccavano, e gli disse: «Domandagli scusa». Il carbonaio volle interporsi dicendo: «No, no», ma il Signore non gli badò e ripeté al figliuolo: «Domandagli scusa, ripeti le mie parole». «Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano». Il carbonaio fece un gesto risoluto, come a dire: «Non voglio», ma il Signore non gli diè retta e il suo figliolo disse lentamente, con un fil di voce, senza alzare gli occhi da terra: «Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringer la mano». Allora il Signore prese la mano del carbonaio, il quale gliela strinse con forza, e poi subito con una spinta gettò il suo ragazzo tra le braccia di Carlo Nobis. «Mi faccia il favore di metterli vicini», disse il Signore al maestro. Il maestro mise Betty nel banco di Nobis. Quando furono al posto, il padre di Nobis fece un saluto ed uscì. Il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero, guardando i due ragazzi vicini. Poi si avvicinò al banco e fissò Nobis con espressione d'affetto e di rammarico, come se volesse dirgli qualcosa. Ma non disse nulla. Allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò soltanto la fronte con le sue grosse dita. Poi s'avviò all'uscio e, voltandosi ancora una volta a guardarlo, sparì. «Ricordatevi bene di quel che avete visto, ragazzi», disse il maestro. «Questa è la più bella lezione dell'anno». Bene, spero che vi sia piaciuta anche la lezione di oggi. Vi auguro di passare una bella giornata e, come sempre, vi abbraccio con tanto affetto.